Buongiorno a tutti. Scusate, buongiorno a tutti. Oggi parleremo di Fantastica Marina. E la Fantastica Marina poi non è quella ragazza che pensate voi, che magari conoscete, bellissima, che vorreste incontrare tutti i giorni appena uscita di casa. Fantastica Marina sono i pesci di fantasia. E anzi, vediamo quanto siete preparati in Fantastica Marina. Vi faccio alcune domande. Ad esempio, secondo voi, quanto campa una carpa in una scarpa? E il babyluccio nuota col ciuccio? E dopo la pioggia in mare spunta l'arcobalena? Il delfino è un pesce sposato con la sardina? E quando un pesce esce di casa e sta via poco, cosa scrive? Tonno subito? E quando entra in casa attraversa la soglia? Se un pesce arriva terzo, è un bronzino? E se beve troppo, uno sbronzino? È più noioso il pesce palla o il pesce che ha due scatole? Bah, secondo me è il pesce che ha due scatole, ma anche il pesce palla è abbastanza noioso, direi. In chiesa si possono leggere i salmoni? E se sì, dove si tengono? Nell'acqua santiera per caso? E un'orata, quando si trucca, poi è colorata? E l'orata più ricca di tutte? Dorata? Secondo voi, perché si chiama così il rombo? Perché ha la moto d'acqua? L'orca ha paura dell'orco? Urca! E lo squalo scorretto è anche squalido. Viene squalificato? Sì. Le pescette lo sognano di notte il pesce azzurro. Ma io non vi suggerisco. Il San Pietro vive nell'acquario di San Pietro? Cioè in Vaticano? L'ombrina è il pesce più ricercato d'estate? Avete mai sbattuto la testa su una spigola? E avete mai avuto il mal di dentice? Ho preso per il naso il nasello? Beh, non fatelo con me, ad esempio, vi boccerei tutti in Fantastica Marina. Aia, premesso che la cernia è un pesce con la zip, vi è mai capitato di incastrare il merluzzo nella cernia dei pantaloni? E sempre questo benedetto merluzzo, che pesce è? È figlio di un merlo e di uno struzzo? Oddio, è tardissimo, devo salire.